In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione siciliana. La legge di stabilità ha retto, solo 2 norme impugnate. La legge di stabilità regionale ha retto nel suo impianto complessivo, il presidente Schifani e l'assessore Falcone possono essere soddisfatti. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato solo 2 norme, l'articolo 8 sugli incentivi al personale regionale e l'articolo 25 sulla trasformazione del CEF-Pass in ente del sistema sanitario regionale. Non è in discussione invece l'articolo sull'aumento delle giornate di lavoro agli operai forestali. Per quanto riguarda il collegato non c'è ancora alcuna impugnativa. Da oggi apriremo un confronto col MEF, ha detto Falcone, per capire le norme da salvare e quelle su cui invece dovremo soprassedere. ASU, altri 3.700 precari stabilizzati. La legge di stabilità impugnata per soli 2 articoli ha fatto tirare un respiro di sollievo ai precari ASU. La norma che prevedeva la loro stabilizzazione non è dunque stata impugnata e il percorso può dunque essere avviato con soddisfazione dal presidente Schifani, che della stabilizzazione dei precari ha fatto da tempo un punto centrale del suo programma. La Villa Romana del Casale, pretesto contro l'autonomia. Si è alzato un polverone mediatico sulle condizioni a Piazza Armerina della Villa Romana del Casale e dei suoi preziosi mosaici. Ha iniziato Legambiente con una critica esasperata delle condizioni del sito e, rivolgendosi direttamente alla Meloni, ha chiesto di sottrarlo alla Regione. Dopo qualche giorno interviene sul Corriere Gian Antonio Stella, il quale accentua ancora le critiche. A tutti risponde l'assessore Scarpinato, riconoscendo alcune criticità, ma rivendicando il lavoro fatto. Noi comunque restiamo preoccupati. Legambiente ha chiesto che il sito venga sottratto all'autonomia siciliana e assegnato alle cure romane e questo non ci rassicura per niente. Treni, corse speciali per la festa del mandorlo in fiore. Raggiungere la Valle dei Templi in treno per la festa del mandorlo in fiore 2024 sarà più semplice. L'assessorato regionale delle infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, per l'occasione della festa ha infatti finanziato l'attivazione di alcuni treni straordinari da venerdì 15 a domenica 17 marzo. Operazione antimafia Gela, 55 arresti. La mafia Gela porta ancora i nomi Rinzivillo ed Emanuello, come emerge dalla conferenza stampa convocata dopo gli arresti. Ben 32 su 55 destinatari dell'ordinanza sono infatti di Gela. I reati sono associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Nell'operazione impiegati 500 agenti. Terzo mandato ai sindaci nei comuni fino a 15.000 abitanti. La maggioranza all'Ars avrebbe trovato un accordo sul terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti. Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare in aula un apposito disegno di legge sottoscritto dai deputati di maggioranza. Ancora minacce all'onorevole Savarino. Dopo le scritte offensive sui muri della sede di Fratelli d'Italia di Agrigento, dove ha sede la segreteria dell'onorevole Giusy Savarino, arrivano le minacce. Sulle pagine ufficiali del gruppo all'Ars di Fratelli d'Italia. Il capogruppo all'Ars Giorgia Assenza dichiara: a scanso di equivoci ribadiamo che non ci faremo intimidire da questi vergognosi attacchi. Ortaggi sequestrati vanno in beneficenza. Consegnati al Banco Alimentare di Catania 1540 kg di ortaggi da destinare ad enti caritativi, frutto di un sequestro eseguito nel mercato agroalimentare del capoluogo etneo dal nucleo operativo agroalimentare Sicilia. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.